Provino di calcio per 22 aspiranti giocatori del nuovo Treviso Dilettanti, la selezione oggi agli impianti sportivi di Carbonera. E ora il calcio con il primo provino davvero singolare a Carbonera del nuovo Treviso. Vediamo com'è andata. 22 gli aspiranti calciatori presentatisi nel pomeriggio agli impianti sportivi di Carbonera, all'inseguimento di un sogno, indossare la divisa biancoceleste del nuovo Treviso Dilettanti. A visionare i giocatori il mister Piovanelli, per il quale inizia una nuova avventura. Ha detto bene, è proprio un'avventura, comunque con curiosità adesso ci mettiamo all'opera, non che in questi giorni siamo stati fermi, però insomma adesso finalmente sentiamo odore di campo, ecco, quello sì. Di fatto ecco, nasce oggi, insomma, no? Col primo raduno, il primo incontro e speriamo che sia sicuramente, anzi ne sono sicuro che sarà proficuo. Il campionato di promozione comincia il prossimo 8 settembre, poco il tempo a disposizione per allestire la rosa. Il primo obiettivo è quello di riuscire a costruire una rosa, non dico importante, però una rosa più che sufficiente. Poi dopo, quando comincerò a conoscere meglio gli altri ragazzi, insomma, spero di poter fare delle buone cose, io con la società e con i giocatori, insomma. Questa dell'ACD Treviso di fatto società di calcio senza un campo, senza uno stadio e senza una squadra. Siamo fiduciosi perché io mi occupo soprattutto di organizzazione in generale, per cui confido anche sulle mie capacità e di tutta quanta la squadra, insomma, e dello staff che sono assieme a me, per cui sono fiducioso assolutamente sì. Da sciogliersi entro la settimana il nodo stadio, la speranza del neopresidente Lenzini. E speriamo che in settimana si possa risolvere la cosa positivamente, insomma, no? Perché c'è un contratto ancora con il vecchio gestore, per cui i contratti normalmente vanno anche rispettati e il Comune credo che intenda rispettarlo. È che io voglio una squadra viva, una squadra che corre, che lotta e che non si dà mai per vinta, che riesce a imporre il proprio gioco, se ci riusciremo, se avremo anche le qualità per farlo.